Monetizzato il costo dei tamponi eseguiti dai medici di medicina generale, denaro che i sindacati della categoria hanno ottenuto dal governo in aggiunta al loro compenso, ma che ancora non mette d'accordo tutti. Soldi aggiuntivi che fanno sorgere dubbi nei cittadini che si domandano il perché in questo momento tanto drammatico. Pagano i medici di base per fare i tamponi, secondo lei è giusto? Non è giusto, basta, prendono già quello che devono e devono fare. Un sovraccarico di lavoro sicuramente per loro ed è un grande rischio. Di contro siamo in una situazione di emergenza, quindi dovremmo metterci un pochino tutti qualcosa. Fa parte del lavoro del medico, non dovrebbe essere pagato in più per fare quella cosa lì, perché no, secondo me no. Ai cittadini sono chiesti nuovi sacrifici. Molte categorie, baristi sportivi, ristoratori sono scesi in piazza per urlare dolore, paura, rabbia. La domanda allora diventa: perché ancora soldi quando già un medico di base può godere di una convenzione con compenso più che adeguato, più alto di quello di un primario ospedaliero, un compenso saldato puntualmente tutti i mesi quando intere categorie soffrono i crolli degli incassi da chiusure anticipate, la cassa integrazione, lo spettro di un lockdown. La battaglia contro il coronavirus va vinta insieme, medici con tutte le protezioni del caso, perché tanti tra di loro hanno perso la vita, e pazienti che hanno bisogno di sapere che i loro medici, fedeli al giuramento di Ippocrate, interessa la loro salute, non i soldi. Dai medici ci aspettiamo un altro atteggiamento.